Buongiorno da Leandro Maggi, lo vedo in diretta. Oggi siamo a Porto Tolle, nella frazione di Scardovari, per l'inaugurazione del Museo della Pesca. Un'opera voluta fortemente dall'amministrazione comunale, che attraverso dei bandi particolari è riuscita ad aprire questo particolare centro per far vedere il lavoro e la fatica di tutti gli operatori del settore ittico. Settore ittico che, ricordiamo, è uno dei primi in Italia, con un volume d'affari assieme a Chioggia di circa 1 miliardo di euro l'anno. E c'è sinergia tra le varie anime della provincia, Alto, Basso e Medio Polesine? Beh, assolutamente la sinergia credo che debba essere alla base del nostro operato. La sinergia che non deve essere solo tra le istituzioni, ma deve essere sinergia vera portata sul territorio. Credo che esperienze come questo proprio servano. È nostro compito assolutamente riuscire a valorizzare anche questo tipo di esperienze, perché da questo tipo di esperienze viene fuori realmente il valore delle nostre terre, il valore di queste comunità. Tania Bertagia, assessore alla pesca, è una delle protagoniste di questa giornata particolare, un'inaugurazione di un museo che forse si sentiva la necessità. Buongiorno, oggi per Porto Tolle credo che sia un giorno importantissimo. Viene consegnato alla nostra comunità questo museo etnologico, un museo che rappresenta ed è proprio il simbolo di quello che è la pesca e quelle che sono le nostre tradizioni. Il comparto ittico è importantissimo, si parla di 1 miliardo di euro. Il comparto ittico Chioggia Delta e lo stato di salute del nostro comparto, ricordiamo qualche problema sulle lagune, voi state lavorando molto da questo punto di vista. Stato di salute? Lo stato di salute, come è noto, il Delta è in continua evoluzione, quindi dobbiamo sempre affrontare delle problematiche legate al territorio. Sono numerosi gli investimenti e gli interventi in corso e programmati. Vi ricordo che sono stati stanziati più di 10 milioni di euro per gli interventi da effettuare nelle lagune. Quindi poi ci sono problemi, come noto, legati a situazioni contingenti, quali sono la siccità, ma complessivamente direi che è un settore che tiene, che è sempre in fase di sviluppo, pur affrontando dei momenti insomma, di criticità in alcune situazioni. Rosanna Conte, europarlamentare della Lega, tra l'altro siamo qua a Scardovari per questa inaugurazione. Anche a lei la domanda che stiamo facendo a tutti i protagonisti di questa giornata: stato di salute della pesca in Italia e la considerazione che i nostri pescatori hanno in Europa. Intanto sono qui alla presentazione di questo bellissimo museo Pesca d'intorno e faccio veramente i complimenti e le congratulazioni per quest'opera al sindaco e all'amministrazione. Lo stato della pesca in Europa e in Italia. Allora, stiamo lottando per parecchi dossier che stanno venendo avanti per il 2023 e quelli che stiamo concludendo. Ovviamente, come sapete, la pesca in Europa è diversa da quella della pesca italiana, perché i fondali sono completamente diversi per profondità, per caratteristiche e per le loro peculiarità, e quindi ci troviamo ad affrontare diverse problematiche, tipo quella delle vongole, che è per la terza volta che stiamo lottando per avere la proroga della deroga della pesca della vongola a 22 mm invece che a 25. Per cui questa battaglia che sto portando avanti personalmente questa volta è veramente ardua, in quanto la popolazione spagnola ce li sta contestando da un punto di vista commerciale e non ambientale, ma io sono fiduciosa perché ho visto la collaborazione dei colleghi di tutti i partiti e anche della rappresentanza italiana, tanto che è la prima volta che abbiamo anche la Commissione europea che è dalla nostra parte, perché i nostri pescatori, i nostri operatori sono riusciti a supportare con delle ricerche scientifiche ben precise la sostenibilità di questo tipo di pesca. Addirittura ha dimostrato che la pesca a 22 mm migliora gli stock ittici. Ovviamente questo è uno degli aspetti, perché molti sono i dossier su cui stiamo lavorando. Importante sarà il regolamento controlli, che è quello famoso delle telecamere a bordo e che sarà molto stringente, ma stiamo cercando di ammorbidirlo. E i suoi colleghi italiani nell'Europarlamento hanno la sua stessa linea?
Io sono l'unica capogruppo italiana all'interno della Commissione Pesca, però devo dire che quando ho convocato questa per la prima volta in Parlamento Europeo tutta la Commissione Pesca e convocato quindi gli italiani degli altri gruppi politici chiedendo di mettersi la maglia della nazionale per aiutarmi a tutelare queste famiglie che nello specie quelle delle vongole, devo dire che c'è stato un comportamento propositivo e tutti mi hanno garantito una collaborazione. La loro funzione qual è? È quella di lavorare all'interno dei propri gruppi politici per cercare di convincere in caso di votazioni che il nostro prodotto va bene così e che deve essere pescato in questo modo e quindi opporsi a quelle eventuali obiezioni che potrebbero sollevare gli spagnoli. Sindaco Pizzoli, un altro tassello per fare di questa vostra città la città della pesca. Sì, sicuramente la pesca oggi è per noi, è storicamente, come dimostra questo bellissimo museo interattivo, è la nostra storia, è il nostro presente e stiamo puntando a farlo diventare ancora di più il nostro domani. Sì.